quest'anno appunto attraverso un po' il solito percorso che proponiamo ai bambini, il desiderio di risvegliare i nostri sensi, tutti e cinque, perché la vita e la liturgia appunto siano vissute appieno. Lei diceva una cosa interessante, non è solo il momento delle piccole rinunce la Quaresima, è qualcosa di molto di più. Beh sì, Gesù nel deserto ci è stato spinto dallo Spirito, quindi è un'esperienza spirituale che vogliamo anche noi lasciare che lo Spirito ci faccia vivere. Quindi non sappiamo cosa sarà. Certo, la Chiesa indica anche alcune pratiche, no? Lo sappiamo, però non da vivere appunto come l'esecuzione di qualcosa di già saputo, ma come lo strumento affinché lo Spirito appunto possa agire e guidarci un po' dove vuole Lui. Suor Silvia è arrivata in questa comunità parrocchiale da circa 6 mesi, fa la catechista, che comunità ha trovato? Beh, una comunità abbastanza animata perché il parroco ci tiene ai suoi figli, diciamo, no? In questa parrocchia come i suoi, allora ci sono tanti impegni e allora anche io mi sto unendo a questo lavoro, no? Insieme, condiviso e collaborando nella parte del catechismo con i bambini e poi nella messa condividendo la parola di Dio con i bambini. Che tipo di lavoro fate? Allora approfondiamo la parola di Dio facendo arrivare in un modo magari un pochino diverso ai bambini, parlando un po' il suo linguaggio, gli esempi che loro possano capire anche e poi così nutrirsi già da piccoli, no? E crescere nella fede e nell'amore nella parola di Dio. Questo è un quartiere che negli anni ha subito un fortissimo spopolamento, però c'è un affetto per questa chiesa ancora molto forte. Sì, c'è un affetto che non solo riguarda le persone che abitano il quartiere, ma le persone anche che abitavano il quartiere, che sentono forte questo legame verso la comunità e la propria chiesa. E quali sono i momenti più sentiti della vita di questa comunità? I momenti più sentiti nella ferialità è ovvio la messa della domenica. Poi abbiamo durante l'anno certi momenti molto sentiti come la festa patronale della Madonna della Lettera a luglio e il 20 di giugno quando viene ricordata l'arrivo dal mare della statua della Madonna della Lettera nel 1783.